avrebbe senso, perché se da un lato invochiamo una politica che si deve assumere le proprie responsabilità, dall'altro ne decretiamo l'inutilità o il cui esercizio come minimo viene visto come una perdita di tempo o che ha un costo eccessivo, che è il costo della democrazia. Questo è il punto, che va sì contenuto, che deve ridursi, che deve essere più produttivo, ma che non si può pensare di eliminare per decreto attraverso un'imposizione dall'alto, sacrificando chi, diciamolo, chi è più debole elettoralmente e non certo seguendo logiche di efficientamento amministrativo e istituzionale che consentano tra l'altro, come è stato detto, risparmi effettivi. Detto questo, vi voglio allacciare alla proposta di statuto regionale e del nuovo regolamento della legge elettorale che sarà all'attenzione dell'Aula consigliare regionale da metà settembre e che è stato approvato, questa bozza di statuto, all'unanimità dalla Commissione Statuto. Credo che sia un importante momento di sintesi significativa, uno statuto che si incardina su alcuni presupposti imprescindibili, tra cui la suddivisione territoriale del Veneto in 7 province, l'autonomia della provincia di Belluno e il riconoscimento attraverso legge regionale di particolari competenze e necessarie risorse che devono essere poi messe a disposizione a province, in particolare a quelle di Rovigo, che presenta determinate specificità e caratteristiche naturali e demografiche. Il compromesso raggiunto era la non citazione di Rovigo, ma tutto lascia presupporre e pensare che diciamo che di questo si tratta. Ebbene, questo diverrebbe carta straccia, ma non possiamo dire abbiamo perso 15 anni e ne perdiamo altri 5 per non fare lo statuto della nostra regione. Sarebbe uno smacco alla politica fondamentale, questo si farebbe beffa del federalismo e dell'autonomia regionale sul piano legislativo e amministrativo e a quell'autogoverno del popolo veneto che proprio l'articolo 2 recita che l'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della propria storia. E rispetto a questo non ho visto particolari prese di posizione da parte di autorevoli esponenti regionali alla luce, diciamo, del provvedimento. Ma è chiaro, secondo me e secondo il Partito Democratico regionale, che se non verrà stralciato l'articolo 15, alla regione non rimarranno che 2 strade. Primo, o respingere e ricorrere contro una legge dello Stato che se ne infischia dell'autonomia e delle prerogative regionali e territoriali, oppure adeguarsi pedissequamente alla volontà centralistica. Ed è evidente che in questo secondo caso la discussione sullo statuto, su questa bozza condivisa dopo lunghi mesi di discussione, può anche, secondo noi, non avere luogo, sia perché dovrebbe essere modificata, sia perché non sarebbe condivisa politicamente. E noi impediremo, finito, con tutte le nostre forze, una seconda beffa ai danni del Polesine, perché in questa regione spesso è considerato un figliastro, utile forse per produrre energia elettrica, ma a quanto pare non c'è nessuna volontà coerente e concreta per sostenere il dispiegamento di quelle peculiarità proprie invece del Polesine che potrebbero giovare non tanto e non solo alla nostra provincia, ma all'intero Veneto. L'ultima e brevissima considerazione viene di conseguenza e riguarda spesso la tanto invocata necessità, auspicio di fare squadra per gli interessi della nostra provincia e della comunità. Ebbene, è qui che la politica polesana e regionale adesso può trovare le motivazioni non tattiche, ma strategiche, per costruire un progetto condiviso che non sia il frutto di logiche di parte. Ad un Polesine diviso, declassato e non considerato politicamente, non servirebbero neanche quei protocolli d'intesa raggiunti per sostenere un rilancio industriale, perché il presupposto imprescindibile per qualsiasi progetto di rilancio, di superamento della crisi, di riforma, di riorganizzazione, a parte la necessaria condivisione, presuppone il rispetto e la dignità del territorio e soprattutto di chi lo abita. Grazie.
Per quanto concerne gli elementi che sono stati fino adesso, non voglio ripeterli, però vorrei fare un piccolo appunto sul fatto che per me 3 volte negli interventi che sono precedenti si è parlato di una crisi economica del nostro paese. La crisi economica non è del nostro paese, è una crisi economica mondiale, non possiamo far finta di non vederla, non possiamo far finta di addossare delle responsabilità al nostro paese, perché comunque il nostro paese ha delle difficoltà e ha delle responsabilità. Le responsabilità del nostro paese sono quelle di permettere all'impresa e alle imprese e ai lavoratori che hanno la stessa dignità che ha avuto chi ha amministrato le province fino ad oggi, quindi nessuna mancanza di dignità nelle soppressione delle province, perché è la stessa mancanza di dignità che ha un lavoratore o un imprenditore che è costretto a chiudere e quotidianamente ne accompagnata purtroppo a questo triste epilogo. Il contesto, dicevo, è cambiato, non c'è più tempo, dobbiamo far presto e quindi diciamo nella non condivisibile scelta del governo rispetto alla soppressione solo di alcune province siamo d'accordo sul fatto che questo tema debba essere discusso ma per essere trattato anche in maniera proattiva da parte di comuni, province e qualsiasi livello organizzativo di questa società per poter avere un'accelerazione e una semplificazione assolutamente necessaria. Vedete, noi come imprenditori siamo chiamati a sopravvivere se facciamo rete. Il tema nostro è la rete di impresa e non la stiamo solo discutendo, ma la stiamo facendo perché la nostra sopravvivenza è legata alla capacità di unirci e non abbiamo nessun tipo di ammortizzatore di cui bisogniamo e non uniamo le nostre forze per resistere a questi mercati. Vi do un dato, solo le aziende che hanno una esportazione o una capacità di internazionalizzarsi superiore al 50% hanno chiuso negli anni di crisi, in questi anni, con un minimo di bilancio positivo. Quindi questo è una conferma che è cambiato il contesto, non stiamo parlando di un contesto nazionale, stiamo parlando di un contesto mondiale, di un contesto globale. Una critica e un approfitto perché vedo che la sala è prevalentemente presidiata e partecipata dai sindaci della nostra provincia. Da marzo di quest'anno è in vigore una legge sulla semplificazione della pubblica amministrazione e la nascita degli sportelli di SUAP. Noi come Camera di Commercio, da una parte, e come Regione dall'altra, sono state messe a disposizione tutto quello che è necessario per applicare questa normativa e accelerare la nascita di questi sportelli che permetterebbero una sicura efficienza rispetto delle imprese e dei cittadini. Ecco, purtroppo siamo l'ultima provincia del Veneto anche in tempi di reazione per la creazione di questi sportelli. È un invito che faccio perché noi siamo abituati a fare. Quindi io mi auguro che fra qualche giorno ci sia lo scampato pericolo della soppressione della nostra provincia, ma non vorrei che poi si calmassero le acque e non ci fosse un'attività di proattività per creare quella rete di imprese e l'eliminazione di quegli enti di, non voglio dire chiamare di secondo grado, ma degli enti che sono prolificati in questi anni per cercare di rendere efficiente la nostra amministrazione e per poter far sì che si possa permettere un libero intraprendere che permetta alle imprese italiane di riprendere quella dignità e quella pari opportunità degli altri paesi dell'Europa. Grazie. Poi andrà per l'atto della segreteria provinciale della Sicilia. Grazie Presidente. Io ho letto quanto si sente, ho letto con attenzione la proposta che fa la Presidente. Io mi aspettavo un ordine del giorno ricco in politica e come al solito fare proposte. Ne ho sentito una da Don Marcello in rappresentanza del Vescovo che parlava o tutti o nessuno, insomma, o le province rimangono se non le rendiamo tutti. L'altra proposta l'ho sentita dal Presidente di Ministri. Un territorio che presenta 50.000 abitanti con 50 comuni, 50 consigli comunali e via via. Allora, o diciamo le cose come
stanno realmente in questo paese, e qualcuno lo deve dire. Allora, qualcuno ha detto che c'è un debito pubblico, ma ha detto i miliardi di euro. In questo paese ci sono 1900 miliardi di euro di debito pubblico. Primo, il 3% di interessi sul debito sono 60 miliardi all'anno, 60 miliardi, non 60 milioni, 60 miliardi di euro, 120 mila miliardi di interessi passivi sul debito. Non voglio entrare nel merito di chi ce l'ha lasciato, c'è. Abbiamo dall'Europa che facciamo parte di un grande sistema che si chiama Europa, che abbiamo tutti festeggiato l'entrata, che ci ha dato un vincolo di pareggio di bilancio. Queste le cose che bisogna dire al popolo, all'impresa e ai cittadini. E chiunque stava al governo per fare il pareggio di bilancio entro il 2013, perché ce l'hanno imposto, sino ai voti li prendeva i cinesi, questa è la realtà. Anticipare il pareggio di bilancio vuol dire far pagare i conti su una famiglia. Meno uscite più entrate. Sento solo dire difendiamo, ma non ho ancora capito se difendiamo l'organo politico amministrativo inteso il Presidente, il Consiglio che faccio parte, o difendiamo la comunità polesana, che è un'altra cosa. Magari qualcuno sta a Roma a difendere certe cose o raccogliere firme per sopprimere le province, allora dobbiamo mettersi d'accordo cosa fare in questo paese. Però bisogna tenere presente i 1960 milioni di euro sul debito, il vincolo dell'Europa. Il governo alla vigilia di Ferragosto fa un decreto 138 che bisogna leggerlo magari 2 o 3 volte per capire bene cosa è successo. Ferragosto siamo tutti a mare, di solito politica va a mare. Il governo si è trovato. Il giorno dopo Ferragosto la Merkel e Sarkozy fa una bella conferenza stampa congiunta e dicono sì, perché avete fatto un provvedimento, adesso attendiamo anche la conversione in legge. Il giorno dopo il Presidente l'ha firmato, magari era nato il nostro Presidente Napolitano, il giorno dopo l'ha firmato e hanno detto ok, l'Italia finalmente si mette in pareggio nel 2013, finalmente, e compriamo i miliardi di euro di bond dell'Italia. Questa è la proposta che fa il Polesine dinanzi a un quadro così. Il vescovo è un'industria, e qualcuno bisogna fare anche delle proposte. Allora certamente le province magari viene stralciato l'indice del provvedimento. Bene, il giorno dopo cosa facciamo? Ma pensiamo che stare all'interno dell'Europa è che non ci sia pareggio di bilancio? Tocchiamo le pensioni? Qual è la proposta che fa il Polesine come politica? Per essere seri, credibili, e in questo momento che vuole la responsabilità politica di tutti, anche del tessuto sociale, però bisogna dire le realtà delle cose. Bisogna fare proposte. Bisogna anche dire che i nostri parlamentari, in questo caso ce li abbiamo qua, i nostri consiglieri regionali, devono fare una proposta complessiva. Bisogna ridurre i parlamentari, bisogna ridurre il costo dei parlamentari, i privilegi, allora siamo seri perché gli occhi delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Bisogna fare anche una proposta sul territorio, che parte da Roma e che arriva al territorio. Bisogna correre dietro al lavoro sommerso, nessuno lo dice, perché magari il sommerso sta più in qualche parte di questo paese che al nord. Abbiamo un patrimonio culturale, storico, immobiliare che bisogna mettere mano e aprire a binari privati, far partire la grande azienda del turismo in questo paese, non la politica. Non ho sentito parlare che abbiamo 4 milioni di dipendenti pubblici. I dati dell'UPI pubblici non stanno al nord, sta al centro e al sud. E sotto in piccolino è scritto che bisogna licenziare nel mercato di mobilità 1,5 milioni. 1,5 milioni di mobilità a disposizione delle imprese private. Per arrivare poi sul territorio, la proposta è accorporare i piccoli comuni,
fare Rovigo capitale, e se si leva la provincia, le competenze della provincia che sono 4, non 1000, non è il costo della provincia conto di se stesso. Se le consulenze che avete dato fuori in 10 anni, che sono miliardi di euro, questa è la verità. Accorpamento dei comuni, Rovigo capitale del Polesine, con le funzioni della provincia. Gli enti di secondo grado che in questo territorio sapete cosa costano? Dai 3,5, poi 5 minuti Presidente come tutti, forse 6, qualcuno centro-sinistra, anch'io 6, costano 3 miliardi e mezzo, 5 miliardi alle imprese polesane. Non so se sviluppo che vedo come Presidente, e via. Ma quando è che fate proposte per ridurre i costi della politica? Gli enti di secondo grado vanno chiusi e messi dentro, oppure vanno accorpati in una holding. Questo vuol dire, e lo so che c'è carene, questa è la verità. Chiudo Presidente, chiudo. Perché dico queste cose? E comunque noi andremo a fare un documento che vedo al Congresso di fare le cose. Perché il tempo è galantuomo. Qualcuno parlava di un settembre nero, io vedo un dicembre buio. Non vi si dà le economie, i soldi per pagare qualcuno, e quando viene da Roma arriva la mannaia, il Polesine, facciamo delle proposte, e quella di levare gli enti di secondo grado che costa in questa provincia, accorpamento di tutti gli uffici amministrativi periferici dello Stato, l'organo politico amministrativo si può anche levare, se gli uffici amministrativi che gastano sul territorio. Quella proposta di accorparli, non uno a destra, a sinistra, a nord, al centro, al sud dell'amico. E poi anche gli uffici, diciamo, oppure gli immobili, che ce n'è uno a destra, uno a sinistra, uno a Milano. Le proposte sono venute dalla Chiesa e da un'industria. Aspettavo, diciamo, una proposta scritta, perché comunque vi anticipo che questo ordine del giorno non lo vediamo. Perché non c'è una proposta seria, alternativa e credibile, perché il tempo è galantuomo e quando nasce, no anzi, quando un paese è in via di declino, come è l'Italia, perché nessuno vuole intervenire, magari chi ha la forza di fare proposte diverse, dalle ceneri di quello che potrebbe succedere, può darsi che nasca altre cose. Grazie. Segreteria provinciale della CISL, poi Franco Vecchiati, consigliere provinciale del PD, poi Stefano Falconi, consigliere provinciale Lega. Grazie, buongiorno a tutti, forti saluti del segretario generale della CISL Valerio Cittadini, che non è potuto essere presente oggi, ma voglio portare dei punti fondamentali che come CISL nel tempo stiamo discutendo, che sono frutto di dibattito fra tutti i nostri iscritti, sia fra i lavoratori che fra i pensionati. Sono chiare le linee nazionali della CISL quando si dice che qualcosa bisogna fare, perché è vero che in questo modo non si può più proseguire. Le ricette miracolose non le ha nessuno, e anche la CISL però ha più volte sottolineato l'importanza di un riequilibrio, di uno studio che vada a rissettare quelli che sono gli organismi pubblici che lavorano in Italia, comprese le province. Più volte abbiamo sostenuto che le province, così come sono state strutturate e pensate, possono in qualche modo essere eliminate. Ma è un dibattito che la CISL ha acceso, un dibattito sulla quale si è buttata e sulla quale credo sia importante coinvolgere tutti quanti. Non si può frettolosamente decidere che un completo di province debba e vada essere. Nella sua storia la CISL ha sempre dibattuto e ha sempre cercato soluzioni che siano condivise. Per questo, nella soluzione individuata di chiudere le province, compresa la provincia di Rovigo, la CISL polesana esprime la sua completa contrarietà e si schiera a fianco di quanti si danno oggi da fare per difendere quella che per noi oggi è un'importante istituzione che sta lavorando al nostro fianco quotidianamente. Io rappresento un po' anche il mondo del lavoro e quotidianamente vedo che il mondo del lavoro, la provincia è al nostro fianco e ci dà una mano
subito questa grande tragedia, ma io voglio ricordare che è una tragedia che deve definitivamente andare nel dimenticatoio, perché i polesani comunque nella storia, seppur in questa breve storia, hanno anche saputo dimostrare che si sono fatti sulle maniche, si sono messi a lavorare e in 60 anni dopo l'alluvione abbiamo fatto anche delle grandi conquiste. Abbiamo anche litigato, ma qualcosa in questo Polesine è cambiato in positivo negli ultimi 60 anni. Quindi io voglio dire, ben vengano tutte le iniziative che possano dare voce, che possano dare corpo alla nostra identità. So che ci sono iniziative pubbliche, private, gruppi, raccolte di firme. Io chiederei che ci fosse un unicum che possa raccogliere anche quel dibattito spontaneo che sorge oggi nei nuovi strumenti, nel web, nel Facebook, un po' tutti si lanciano con spontaneità, segno che comunque il tema è sentito sia dagli addetti ai lavori, sia da chi magari non conosce molto bene quelle che sono le tematiche vere che vanno ad operare all'interno di un'amministrazione pubblica. Però c'è il sentimento che deve prevalere, quindi io dico bene, la CISP c'è, io amo dirlo in ogni occasione, vuole essere ancora ovviamente a fianco, vuole essere importante attore di quelli che possono essere gli sviluppi, che possano costruire una forza grande che nasce e che ci difenda all'interno di questa nostra provincia, di questo nostro territorio polesano. Grazie. La nostra Costituzione prevede addirittura
iniziata l'affermazione che sono stati eliminati 54.000 amministratori, cosa non vera, che tra l'altro hanno costi ridottissimi. No, io credo che un comune di piccole dimensioni non sia in grado di fornire servizi efficienti, servizi efficaci e soddisfacenti, forse sì, ma mai a costo più basso possibile, per evidenti economie di scala. L'economia di scala nelle piccole realtà non esiste. Uno studio giapponese afferma che la dimensione ottimale sarebbe di 125.000 persone. Io vi accontenterei di comuni di almeno 10.000 persone con un consiglio comunale di almeno 20. Perché l'altra cosa della discussione è il fatto che diminuendo la rappresentanza dei comuni e quindi importanti consiglieri a cifre bassissime sia un risparmio della politica. No, è un peggioramento della democrazia. Quindi almeno 10.000 abitanti, ma non meno di 20 consigli. La rappresentanza è uno dei fondamenti della democrazia, la sua rappresentanza. Però è finito il concetto del piccolo e bello non è adeguato alla realtà odierna. Il pessimo federalismo che è stato costruito in Italia deve essere realizzato secondo i decreti entro il 2018. Chiedere di abolire le province tutte entro tale data sembrerebbe possibile, organizzando i necessari mutamenti senza l'acqua alla gola. Una classe dirigente con l'ambizione di essere tale evita la situazione del lavoro e offre una prospettiva chiara di cambiamento istituzionale dello Stato. Su tale prospettiva cerca di raccogliere il consenso necessario. Grazie. E poi Ivano Gelini, consigliere provinciale. Buongiorno a tutti, scusate se non sono bravo come relatore, come aspetto comunque cercherò di spiegare il mio pensiero che è diciamo molto diverso dai precedenti. Condivido in parte l'intervento del Monsignore e anche del Presidente Cappato, che perché hanno fatto delle proposte che quando si dice no a qualche cosa o c'è un pensiero diverso bisogna anche fare la proposta positiva e non positiva. Io non condivido il nostro decreto del governo, ma per un motivo opposto che hanno ceduto, cioè perché le province, a mio avviso, andavano a noi tutte. Perché? Perché una riforma strutturale dello Stato, come il pensiero da tanti anni e anche di un movimento, si doveva fare una riforma dove le regioni diventavano nazioni, perché per noi le nostre regioni sono nazioni, e chi ha intenzione di mettersi insieme con qualcun altro si mette insieme, cioè faccio un esempio, se Veneto vuole fare un ragionamento con l'Emilia-Romagna, con il Friuli Puglia o con la Lombardia, e insieme decidono di formare una macro regione, cioè un macro Stato, lo possono fare e si gestiscono. I comuni, grande potere ai comuni, grandi risorse ai comuni. Perché il comune grandi risorse? Per un motivo molto semplice, perché è l'ente più vicino al cittadino. Vi faccio un esempio, quando uno ha la bolletta da pagare della RAI, dell'ENE, dove va? Va al sindaco, va in comune, datemi una mano, dove devo andare, cosa devo fare? E allora la riforma dello Stato, le regioni che diventano nazioni, i comuni, le province vanno tirate via, vanno pulite, e c'è uno Stato centrale federale che avrà determinate competenze, quali possono essere una Corte Suprema, una difesa dello Stato, dei confini, quindi difesa nazionale, una sicurezza, una polizia federale, e si dà questa risorsa che viene calcolata, tutto il resto deve essere distribuito tra regione e la nuova nazione e i comuni. Naturalmente questo decreto non fa da tamponare questa emorragia è in atto. Però attenzione, tra un mese e 2 mesi, perché ormai i tempi non li controllano nessuno, come dicevo, una roba talmente grande, che avevamo fatto una finanziaria 2 mesi fa e adesso legge non ha, quindi non sappiamo. Allora, la riforma veramente strutturale, cioè dobbiamo pagare gli interessi di oggi, ma dobbiamo pensare anche di pagare anche il debito. E questo debito, quando è che lo paghiamo? Iniziamo a fare questa riforma strutturale, dove falta un federalismo territoriale per il nuovo federalismo fiscale, dove che ogni cittadino, questo è un debito che abbiamo con 2.000 miliardi di euro, viene ripartito pro capite, e poi ogni progetto di Veneto ha 4 milioni e mezzo di abitanti, il debito pro capite moltiplicato per 4 milioni e mezzo.
i propri servizi, perché hanno lavorato sanità, di dare i propri servizi. E allora bisogna, magari deve essere tutti i cittadini e quindi riforma strutturale dello Stato, comuni, nazioni, che le regioni diventano nazioni, accorpamento tra nazioni che lo vogliono, e poi l'occasione anche di invitare i nostri parlamentari presenti, io prima il sottosegretario che rappresenta il governo in questa sala, adesso non vedo, di intervenire presso il governo perché modifichi veramente in senso federale come avere riforme strutturali per l'Italia, perché sennò non ne veniamo più fuori. Quindi ci vuole coraggio, capisco che è una posizione difficile da portare avanti, a volte scomoda e anche un po' così, non facile da portare avanti, però è un momento molto difficile. Ecco, ho avuto buon lavoro, però abbiamo il coraggio di riformare questo Stato. Ci sono stati Grazie consigliere Falconi, consiglieri Valentini, gruppo Lega Nord. Poi si prepara il consigliere Claudio Mazzola del gruppo PD. Buongiorno a tutti, grazie agli intervenuti. Ma io credo che il ragionamento va posto, considerando naturalmente che tutti gli interventi sono stati ricchi e nutriti nell'analisi del problema, va posto non con spirito di conservazione del comparto istituzionale vero e proprio, ma assolutamente con spirito di analisi e di prospettiva. Credo sia un aspetto su cui dobbiamo focalizzare le nostre intenzioni. Perché io credo che la cosa che va salvaguardata e va garantita sono i principi legati alla nostra storia, legati alla nostra cultura, alle nostre particolarità, alle nostre inclusività e il fatto del territorio che ha dei principi. Però per cortesia aspettiamo di farci ricordare per il disastro degli anni 60. Ha ragione chi diceva che dietro lo scudo è stata tormentata. Questa gente ha avuto un grande coraggio, una grande forza, ha rialzato. Oggi non siamo secondi a nessuno. Il problema di una crisi del comparto non è crisi nazionale ma è crisi mondiale, prima è stato anche detto, e abbiamo preso sulle stampa che ci sono imprese, e questo l'ha detto il Presidente dell'Industria, che vogliono assolutamente investire nella nostra area territoriale. Quindi significa che questa è una terra che ha delle particolarità e merita il rispetto dovuto. Dimentichiamo ciò che è stato, guardiamo, abbiamo il coraggio di guardare avanti. Questo è un segno che indubbiamente ci mette in una logica di prospettiva. Ma per fare questo non possiamo dimenticare quello che si diceva prima, che comunque ci viene richiesto un pareggio di bilancio nazionale al 2012. E quindi vuol dire che il comparto istituzionale va comunque riformulato. Vanno eliminati quelli che sono, non dico i rami secchi, ma i doppioni inutili, chiamiamoli così, e tanto mi auguro di non offendere nessuno, di non preoccupare nessuno. Comunque, quando si è in un momento di difficoltà bisogna ricorrere al rigore. Il rigore è l'unica garanzia che pone le valutazioni assolutamente sulla linea di prospettiva e non sulla di negazione. E adesso questo caso credo che dobbiamo muoverci. Perché io non avevo nessun dubbio che di fronte alla possibilità di sopprimere le province o 29 province, i presidenti delle province in territorio si destasse rivolto su questo. Era assolutamente evidente, però credo sia giusto fare un'analisi. Non si possono sopprimere perché l'economia non è sopprimere 29 province, va mantenuto un territorio, non si può pensare che all'interno del decreto ci sia data la possibilità a qualcuno di decidere e di chiedere da che parte, in quale provincia può essere fatto. Questa è un'analisi sbagliata perché ci mette fuori da quello che è il principio gestionale delle nostre logiche di unità territoriale, di prospettiva e di garanzia e di forza della nostra economia. Quindi, e chiudo perché non voglio tediare nessuno perché i ragionamenti che rischiamo di ripeterci, il comparto va ristrutturato, noi lavoriamo perché questo principio assolutamente del mantenimento di questa garanzia del territorio
qualcuno deve far fronte, diceva il presidente del Friuli-Venezia, ma noi andiamo avanti per la nostra strada perché le possibilità delle possibilità, cioè il rischio è proprio che ognuno faccia delle iniziative proprio quelle. Quindi io credo che assolutamente bisogna partire con la volontà di fare delle cose, e le proposte credo in questa sede sono uscite, e io chiedo alla Presidente, chiedo al Presidente del Consiglio, chiedo a questo Consiglio di integrare quel documento con, non significa che noi vogliamo fare noi quella che è una riforma del comparto istituzionale, però approvare un documento che ci dia un ordine di manovra, che motivi perché noi diciamo che è ben motivato le motivazioni, ma è altrettanto vero che non possiamo pensare che va analizzato obbligatoriamente il contesto su cui parliamo, perché se no il rischio, guardate, è quello di accodarci a una serie di norme che non porta a nessun tipo di risultato. Noi abbiamo delle caratteristiche, delle peculiarità, un territorio assolutamente in equilibrio che merita rispetto e l'unità, è una gestione unica per questo, perché non c'è nessuno meglio di quell'esame che conosce quell'esistenza. Questo è il principio su cui si bisogna basare le nostre funzioni, e credo che su questa logica sarà difficile che nessuno ci ascolti. Grazie. Grazie consigliere. Poi si prepara il segretario del CGIL Fulvio D'Azio e il segretario provinciale del Partito Democratico Dio Rivellare. Gli interventi che abbiamo preceduto credo che abbiano sviluppato bene il tema. Io non credo che questa sia la sede opportuna di fare delle proposte di modifica del decreto legge, perché credo che ognuno può stare qualche anno a approfondire un tema che ci riguarda, e di questo dobbiamo parlare. Certamente se poi si è tirati per lo giacca e dire fare delle proposte, chiaramente qua ognuno esprime delle opinioni su delle proposte. Le proposte le stiamo aspettando da una ventina d'anni dai nostri governanti statali, che non sono mai riusciti a fare riforme strutturali. Questa è la politica, perché ognuno deve avere un proprio ruolo, e la mancanza della politica fa sì che i nostri governanti da 20 anni, e parlo di tutti i colori politici, non conoscono la struttura paese, e lo stanno dimostrando in tutti i momenti. Io credo che fare una riforma strutturale con il decreto legge sia una contraddizione in termini, poiché il decreto legge dal punto di vista giuridico ha le caratteristiche della necessità e dell'urgenza, contrarie agli spiriti che regolano le riforme strutturali. Le riforme strutturali vanno studiate, abbiamo avuto 20 anni per studiare, non mi si venga a dire che adesso il decreto legge è giustificato dalla necessità e dall'urgenza perché l'Unione Europea ci chiede i soldi. Lì possiamo avere degli interventi una tantum, ma non di parlare di riforme di carattere strutturale. Io credo, e vengo al punto, che qua in questa sede, se noi rinunciamo
parte integrante della nostra economia, e se non si tiene presente questo rischiamo di fare un gran casino, cioè non dobbiamo fare una riforma fiscale che comprenda queste fatti. E perché no? Io adesso dirò una cosa che è impopolare, ma si fa seriamente un proprio senso. Sentito parlare del condono fiscale o delle problematiche europee riguardo l'IVA, ma perché no? Se il condono serve per partire con una riforma seria, e non come è stato fatto negli anni passati, che erano condoni una tantum, io credo che è uno strumento che può servire, però mi ripeto, è uno strumento serio, non di come è stato fatto, perché una riforma fiscale seria che tenga conto dell'evasione che è intrinseca non può avere successo, questo è vero. Grazie consigliere Mazzola. Fulvio Dal Zio, segretario provinciale del PDL, e poi Diego Crivellari, segretario provinciale del PD. Salutiamo l'assessore regionale Ciambretti, assessore con delega all'economia locale, che ci ha raggiunto. Sì, buongiorno a tutti, grazie al Presidente dell'Assemblea provinciale, al Presidente della Giunta per averci dato la possibilità di questo Consiglio provinciale aperto. C'è un punto, sentendo un po' il dibattito così come si è sviluppato, sembra che oggi l'ordine del giorno di questo Consiglio provinciale aperto riguardi appunto la contrarietà della provincia, ma non solo della provincia, insomma anche di tutti gli altri attori istituzionali e politici che si sono sostituiti contro appunto la soppressione della provincia. Io credo che questo debba rimanere un punto fermo. Anzi, io ho massimo rispetto per tutti coloro che sono stati eletti democraticamente in un'assemblea che è quella del Consiglio provinciale di Lodi. Però lo dico in maniera molto franca, ho sentito degli accenti, li distinguo che non mi convincono se si vuole e se si crede veramente che questa operazione, che questa volontà espressa con un decreto da parte del governo, da quella di sopprimere la provincia, lo dico pertanto io invito per l'Assemblea, per i consiglieri, per la Giunta, chi può. Sarebbe grave se non ci fosse un ordine del giorno condiviso da tutta l'Assemblea contro questo provvedimento che viene portato avanti. Quindi rinnovo questo invito. Lo ripeto, lo faccio con massimo rispetto, non voglio assolutamente interferire nella dialettica politica, non voglio dell'organizzazione che rappresenta. Tra l'altro io sono un cittadino di questo territorio, da pochi mesi che ho assunto questo incarico, però in realtà quelle che sono le mie origini, troverei veramente un'autentica beffa della storia, che dopo 60 anni, quella che ancora ricordate con una grande alluvione, con tutte le conseguenze gravi e pesanti che si ripercuotono ancora oggi, cioè dopo la grande alluvione del 51, esattamente dopo 60 anni, come dire, si arrivasse al provvedimento di cancellazione dell'istituzione. Sarebbe, ripeto, una beffa che i cittadini di questo territorio, i lavoratori di pensionati non hanno. Così come altrettanto io riterrei opportuno che non solo il Consiglio provinciale, ma anche penso ai consigli comunali, ai 50 consigli comunali del territorio, quantomeno o il Consiglio o la Giunta, visto i tempi ristretti, approvassero un ordine del giorno specifico, quindi non ci sia solo, come dire, la volontà del Consiglio provinciale, ma che ci sia, come dire, un passato in termini, un movimento diffuso nel territorio che vede tutte le istituzioni coinvolte per respingere questo provvedimento. Detto questo, sia chiaro, perché questo è il punto, cioè la volontà di sopprimere l'istituzione provincia 29, forse ancora qualcosa di meno, perché assistiamo al dibattito. Poi io rappresento un'organizzazione, non è che
la loro opinione dicendo che non siamo contrari a quello che ci è, che io sono contrario a un diverso assetto istituzionale e amministrativo del Paese. Non solo per rispondere alla diminuzione ai tagli altrimenti molte volte si rischiano di fare dei disastri, ma anche e soprattutto per rispondere a quelli che sono i nuovi bisogni dei cittadini, a una semplificazione per quanto riguarda le pratiche organizzative delle imprese. Io penso, ed è dimostrato, che come dire, il piccolo comune di 1.500, 2.000, 3.000 abitanti fornisce servizi minori ai propri abitanti, perché ha meno capacità, ha meno risorse, per cui si creano cittadini di serie A, di serie B a seconda di dove, di serie C a seconda di dove uno abita. Se io abito nel comune di Rovigo rispetto al comune rispetto al piccolo comune di cittadino che abita nel piccolo comune di 1.000 abitanti. Per questa ragione io credo sia necessario, come dire, riconsiderare gli assetti e fare una profonda riforma amministrativa e istituzionale in questo Paese. Per me rispondere a quelli che sono i bisogni e le necessità dei cittadini. Rapidamente vado alla conclusione. Guardate, è inutile che molti dei contenuti che riguardano questo decreto sono fatti anche sull'onda, diciamo, di un movimento popolare. Questo attacco continuo, che molte volte è anche meditato nei confronti della casta, della politica e via. Però io ritengo che sia importante che anche il territorio, anche come è stato sollecitato non basta dire bisogna fare una grande riforma che sia il legislatore intervenuto, dobbiamo chiederci tutti, anche a livello territoriale, a livello provinciale, ma anche a livello di ogni comune, qui non ce n'è, nessuno può tirarsi da fuori. Per cui se si vuole fare un passo in avanti, non solo stare su una logica di contrasto che come in questo momento è necessario, ma dobbiamo chiederci tutti cosa si può fare, come dire, nella logica che dicevo prima, per rispondere meglio a quelle che sono le esigenze dei cittadini. E allora, tutti gli enti che sono stati ricordati sono necessari, tutte le società pubbliche sono necessarie, è necessario che ogni società abbia presidente, consiglio di amministrazione, amministratore delegato, direttore. Ecco, io credo che queste cose non dobbiamo aspettare, come dire, i cittadini arrabbiati con i fortuni per stare con terra, ma la politica deve avere il coraggio di affrontare queste cose, senza timore. E allora, per esempio, il dibattito che c'è stato in questi giorni nel momento non è certamente stato importante. Per esempio, si possono, come dire, fondere, accorpare società, ripeto, per rispondere meglio e per ridurre i costi anche della politica. Ma credo che sia questa la via che noi dovremmo avere il coraggio di affrontare e rispondere. Se no, altrimenti è giusto, ripeto, contrastare questo provvedimento, ripeto, è il punto centrale della discussione odierna, per CGIL da subito stata contraria, ma nello stesso tempo io credo che anche il territorio deve avere il coraggio di fare quelle cose che sono nelle sue possibilità, e le cose che si possono fare ci sono e vanno fatte. Grazie. Poi David Paola, assessore del Comune di Vellara, e poi Alessia Zaninello, presidente del CNA.
fragile come il Polesine. Non voglio nemmeno ripetere molte delle argomentazioni che sono state giustamente addotte fin qui, però mi preme anche ricordare su alcuni punti che reputo molto importanti della discussione di oggi. Da un lato abbiamo detto, e lo ripeto anch'io, siamo contrari a questo articolo perché nella lettera e nello spirito è qualcosa che non mette mano a nessuna riforma globale degli apparati dello Stato e soprattutto anche di quello che è il sistema dei cosiddetti enti intermedi delle province. Quindi è mancato da parte del governo sicuramente il coraggio di affrontare anche la questione della politica in modo radicale e sostanziale, come anche il nostro partito vorrebbe fare anche a proposito di queste ore. Dall'altro lato, questa decisione presa così com'è rischia di tradursi effettivamente in un semplice declassamento del territorio metropolitano. Qualcuno prima evocava anche un pericolo che riguarda molto concretamente uffici, servizi per i cittadini, le tante competenze che la provincia già oggi ha. Dobbiamo pensare anche in termini di riflessi non soltanto il prestigio politico della provincia, ma anche per le scuole, per la sanità, cosa vorrebbe dire in prospettiva perdere la provincia. Per cui io credo che sia importante che noi oggi abbiamo imparato a dire che il problema è che stiamo affrontando non riguarda soltanto la giunta provinciale o il centro politico, è un problema del territorio ed è giusto, come qualcuno ricordava, che sia la comunità polesana oggi ad esprimersi nel suo complesso e a trovare anche poi nei prossimi giorni le modalità per fare in modo che questo dibattito possa svilupparsi e allargarsi come merita sul territorio. Il nostro partito è pronto a fare la sua parte, siamo pronti, come veniva anche detto poc'anzi, a discutere in maniera molto laica, molto aperta, perché poi veniva anche più volte ricordato anche dai esponenti del PD. Il nostro partito crede sicuramente che sia oggi necessario affrontare questa riforma sostanziale anche dello Stato che riguardi anche la discussione sul futuro e sul ruolo delle province. Però non può accadere, come è accaduto in questo sciagurato agosto, che alcuni vengano sommersi, altri siano salvati, magari perché da qualche parte siano sposati in paradiso, perché il paese è un territorio più debole o rappresentato. Questo non può sicuramente accadere e quindi il nostro partito deve tenere anche alta l'attenzione perché non si procede su questa strada sicuramente molto negativa per noi. Per cui sicuramente da un lato non abbiamo condiviso il metodo con cui così il governo contratto si impegna, insomma, accelera 2 secoli di storia e il mente che comunque viene riconosciuto fortemente contribuito anche allo sviluppo di questa provincia nel corso delle generazioni, e dall'altro anche per i contenuti, perché è già rilevato anche dal punto di vista economico di cassa, eliminare 20-29 province sortirà effetti molto limitati anche rispetto appunto ai tanti decantati della politica. Perché io credo che da questa sede debba partire comunque un segnale forte. Io auspicherei anche un segnale unitario delle funzioni provinciali che in qualche modo dia anche il senso di uno scatto di orgoglio della nostra provincia e che riconosca, insomma, al di là di quelle che sono le divisioni partitiche, la necessità di salvaguardare l'autonomia politica amministrativa. Il nostro partito, lo ripeto, è pronto a fare la sua parte, è pronto a ragionare anche in ottica, lo diceva proprio, di riassetto complessivo dello Stato, delle province, di quelli che sono gli organismi di governo del territorio, ma senza che ci siano, diciamo, figli di un filo minore. Il Polesine non merita questo trattamento, credo che sia importante che oggi da noi salga un messaggio il più possibile unitario, ma anche convinto rispetto alla salvaguardia dell'autonomia del Polesine. Grazie. Paola, assessore del Comune di Melano. Buongiorno a tutti e grazie dell'attenzione